campo della Belbotea Arena con i due tecnici che tra poco si andranno a sfidare. Diciamo subito che nel caso di sconfitta non si strapperanno i capelli. Marco Doria, tecnico degli Yes Work Valley, Giorgio Marcati, Don Romeo, Udino, chiediamo subito. Sì, vi chiediamo subito quali sono le vostre sensazioni. Ovviamente Giorgio Marcati, Don Romeo. Quali sono le vostre sensazioni in questo quarto di finale qui alla Belbotea? Come siete arrivati, come siete preparati anche durante queste vacanze, non vacanze natalizie? No, arriviamo benissimo, siamo preparati al meglio, abbiamo fatto una serie di allenamenti, siamo tutti carichi, sappiamo che possiamo giocarci le nostre carte, quindi daremo sicurezza. Qui invece al mio fianco c'è Marco Doria, un Yes Work Valley un po' tribulato questo arrivo in Coppa, però lo volevate, un Valley che va sempre alle finali di Coppa in C2, c'è anche la finale dello scorso anno persa, insomma c'è tanta voglia di far vedere che il Valley c'è. Marco? Sì, ci siamo arrivati per il quarto anno consecutivo, la voglia di arrivare è stata tanta, è stato, come dicevi tu giustamente, sì, un inizio stagione un po' tribolato, però ci siamo e siamo qui a dire la nostra, mica migliore. Un bel 5 tra i due tecnici, Giorgio Marcati e Marco Doria. Ragazzi, in bocca al lupo per la partita, ci vediamo più tardi sicuramente la partita. Udino, riprenditi il microfono e tra poco torniamo a raccontarvi quella che sarà la seconda sfida. In apertura abbiamo visto il 6-2 dell'Arzignano, che partita possiamo aspettarsi? Perché i numeri dicono che il Don Romeo nel girone A di C2 è primissimo, fa più fatica il Valli che è soltanto 9 nel girone B, però questa è una partita secca e tutto può succedere, guarda anche le morose da casa. Sì, allora sicuramente sarà una partita interessante, il Don Romeo, come hai detto tu, Teste, è una squadra molto forte, prima in classifica, seconda miglior difesa, dall'altra parte arriva una squadra, la squadra di Chioggia che in Coppa ha sempre fatto bene, ha sempre raggiunto posizioni importanti e quindi vedremo, sicuramente parte leggermente favorito, non vorrei sbilanciarmi, poi vedrai un feedback anche tu, parte leggermente favorito il Don Romeo e vedremo che emozioni sapranno regalarci oggi in questa seconda partita della Coppa C2 Veneto. Sì, sicuramente un po' favorito, ma stando ai numeri, però sono anche due gironi differenti, quindi difficile dire concretamente se sia più in favore o uno sfavore dall'altra parte. Fatto sta che il pallone rotondo tutto può succedere e di sicuro c'è che chi vincerà questa partita affronterà la vincente di quello che sarà l'ultimo quarto di finale di questa sera alle 21:30 qui a Belbotea Arena tra Montello e Mestre, e per i tanti addetti ai lavori insomma una delle due favorite stasera andrà già a casa, ma intanto gustiamoci questa sfida. Noi tra poco vi racconteremo dalla cabina di regia quella che sarà la seconda sfida. Ovviamente complimenti a Veneto Futsal TV per quello che sta facendo, un grandissimo dispiego di forze, e visto che siamo qui, visto che c'è il corner di Roploz, raccontiamo che quello che potranno anche avere i giocatori in campo da parte di Roploz. Sì, salutiamo anche, ringraziamo Roploz che sta collaborando a questo evento, e i giocatori in campo potranno ricevere il premio di MVP, che è una card, e potranno scegliere di conseguenza il miglior highlights, l'azione più saliente, più bella che vorranno poi portare a casa e mettere nel cofanetto. E Roblox offre sempre in generale gli highlights per le partite, e quindi di conseguenza sapete tutti i calciatori, tecnici e allenatori che ci sono questi servizi offerti da Roblox. Allora, prima di prendere la via che ci porterà in tribuna stampa, magari passiamo anche dal bar. Ovviamente un ringraziamento anche a tutto lo staff del team Giorgione che sta lavorando incessantemente da ieri, lavorerà incessantemente fino a martedì. Terzo anno di fila qui alla Belbotea Arena, e per 3 anni abbiamo sempre visto futsal spettacolo. Sì, è uno spettacolo qui, quello che è stato allestito alla bellissima Belbotea Arena. Vediamo che si sta riempiendo anche la Belbotea negli spalti, e ci auguriamo di vivere un incontro straordinario che ci possa regalare emozioni. Comunque intanto vediamo che soltanto alla FIGC del Veneto non vige la regola che il meno giovane non lavora, il buon Osvaldo Bonora, che ha portato il pallone al centro del campo, figura storica della FIGC del Veneto. Ci vediamo tra una decina di minuti live. Udino, andiamo su e raggiungiamo Futsal Veneto. Ci vediamo tra poco, a dopo. State con noi.
spicco per il calcio, alziamoci in piedi e allora andiamo ad osservare un minuto di silenzio per la memoria di Aldo Groppi. Applauso per quello che è stato uno dei simboli del Torino, ha vestito anche 5 volte la maglia della nazionale italiana, centrocampista, insomma tutto fare. Ecco qui lo andiamo con il De Romeo di mister Marcati che schiera Cesarotto tra i pali, capitano Albani, Tamburini, Palin e Schiavo nel quartetto di movimento, a disposizione del tecnico vicentino, formazione di Sossani, in panchina ci sono Rosca, Trulla, Olivan, Lucchiari, Savin, Shakib e Bertinato. Sponda invece Chiogiotta, Yes Work Valli di mister Marco Doria, tra i pali c'è il numero 20 Bullo, poi in campo Moscolo, Schiavon, Spagno e Marangoni con la maglia numero 9. E a disposizione in panca ci sono Marangoni con la maglia numero 4 Zacconi, 14 Boscolo, Bisto Boscolo, Pasolin Bozzato e l'altro Bisco Boscolo Luca con la maglia numero 26. Intanto è partita la sfida, 60 minuti. C'è da sistemare però il punteggio perché non siamo già sul 6-2, chiedo alla regia di Futsal Veneto TV di azzerare il conto dei numeri, quello era il punteggio che ha aperto questa prima giornata di gara qui della Belbote Arena. Eccolo qua, pronto immediato la regia, ha sofferto la regia di Futsal Veneto TV nella prima partita perché non voleva partire il collegamento, però bravi i ragazzi di Futsal Veneto TV a regalare le emozioni di quella che è stata la prima sfida. Ora però siamo già in cronaca diretta, Udi, con la seconda sfida si parla appunto di numeri differenti, però il pallone è rotondo, il campo è rettangolare e tutto può succedere. Attenzione però subito Yes Work Valli con un pallone messo dentro. Che partita possiamo aspettarci? Anche come hai detto bene tu prima, le due squadre non si conoscono, l'hanno detto anche gli stessi protagonisti nel pre-gara. Sì, le due squadre appunto non si conoscono, possiamo aspettarci sicuramente una partita offensiva da parte del Don Romeo che ha numeri molto importanti in campionato ma ugualmente in Coppa, dove con Schiavo a quota 6 reti, Saggiorato a 2, Tamburini a 2, Saggiorato squalificato e assente oggi per questa occasione. Sicuramente l'attacco del Don Romeo non può far dormire sonni tranquilli dalle parti Chiogiotte. Dall'altra parte appunto lo Yes Work Valley con Zaccuni a quota 4 reti in Coppa può sicuramente impensierire le retroguardie avversarie e quindi sarà sicuramente una partita, un aspetto di grande intensità, perché negli ultimi anni lo Yes Work Valley è sempre riuscito a migliorare anche grazie a un settore giovanile importante. Intanto proprio uno dei giovani che prova la ripartenza, nella specie numero 23, Davide Spagno. Ci sono due giovani con numeri importanti, perché c'è Spagno, il 23 del Valli, che ha segnato 12 gol in campionato, dalla parte opposta con il 25 Edoardo Schiavo ne ha fatti 16 in campionato, due giovani importanti. Intanto è bello anche sottolineare che sulla nostra sinistra ci sono anche i supporter Orange del Don Romeo che sono qui presenti per far sentire il proprio calore. Un Don Romeo che quando gioca le partite interne a Sossano fa sempre il tutto esaurito. Se il buon Bonato mettesse anche il biglietto potrebbe diventare anche ricco. Intanto Don Romeo, la prima conclusione, non trova lo specchio della porta, la formazione di mister Marcati. Don Romeo sì, che grazie al pubblico di casa, appunto in casa ha sempre vinto, ha fatto 7 su 7, una sola sconfitta in campionato, e quindi si è portato qui alla Belbote, in quel di Tombolo, i propri tifosi, i propri supporters da casa per cercare e trovare quella spinta in più necessaria a raggiungere le semifinali. Dopo c'è provato Marangoni con la maglia numero 9, Marangoni e Schiavon con il 10 sono stati due dei protagonisti della cavalcata dello scorso anno, finita appunto in finale con la vittoria del San Vemille che occupa purtroppo per loro i bassi fondi della classifica di C1, cercherà di tutti i modi di recuperare spazio per confermarsi nel massimo torneo regionale. Don Romeo con capitano Albani che fa ripartire il gioco sulla destra per Luca Palin, ancora Palin, chiama in causa Albani, fa movimento davanti Schiavo ma la palla torna ancora da
Palin si sta difendendo in modo ordinato il Valli, non concede gli spazi. Don Romeo che allora cerca di superare la linea di metà campo, ma Schiavon fa sentire il suo baricentro basso nonostante non sia dotato di un grande fisico. Ancora Don Romeo, qui recupera il pallone, ma è bravo Schiavon a far ripartire con il 23 Spagno, pallone vivo, il palo per far gridare al gol di Spagno. Si è inventato praticamente un tiro da terra, ottima giocata e Valli vicino al vantaggio dopo 4 minuti appena. Udi. Sì, è partito sulla sinistra, il numero 23 Spagno è andato con la punta quasi cadendo in avanti alla conclusione che non ha superato il numero 1 Olivan. Prima occasione per il Valli. Casarotto comunque tra i pali, il 12, Cesarotto, chiedo scusa. Ancora il numero 23, lo vediamo, un buon inizio di partita da parte di Spagno, classe 2005. Rivediamo anche nel replay più di prima il palo che ha fatto la palla tutto il Don Romeo. Si erano alzati già in piedi qui i supporters del Valley sulla nostra destra. Vediamo che il Valley nei primi minuti comunque ha cercato di spingere, ha cercato in più occasioni di arrivare alla conclusione. Sicuramente una presenza migliore quella della formazione Chioggiotto di Mister Dori. Intanto c'è il primo cambio, entra dentro Nidal Zacuni, miglior marcatore del Valli con 15 gol in campionato. Quanti ne ha fatti in Coppa? 4 gol in Coppa per Zacuni. Il pallone che resta lì, può uscire Don Romeo con la cavalcata di Schiavo che mette il pallone nella parte opposta e c'è il pallone, poi autorete sfortunata di Mattia Boscolo, il vantaggio del Don Romeo, un'azione velocissima, il palo a dire di no a capitana Albani. Lo rivediamo nel replay, ottima però la giocata di Schiavo, il palo che dice di no, Albani che impreca, che sfortuna. Sfortunatissimo qui, il primo palo anche per il Don Romeo ha esito positivo rispetto al primo palo colpito dal Valley, perché alla fine la palla rimbalza nello sfortunatissimo un palo a Boscolo, un palo dolce, quello colpito dal Don Romeo, perché poi è arrivata la più sfortunata delle autoreti, dunque una Don facciata Romeo, amara da parte di Boscolo invece. Don Romeo che è il sesto trova il vantaggio dopo aver sofferto nei primi minuti d'avvio, ha però messo subito le cose in chiaro, una ripartenza veloce di Edoardo Schiavo che va a fare pressione, ancora però recupera bene il pallone Spagno, cerca di andare sul fondo, lotta, poi si porta la scara oltre la linea nera che delimita il rettangolo di gioco, dunque potrà ripartire Andrea Cesarotto dalla sua area di pertinenza. E comunque qui non possiamo dire di esserci annoiati nei primi minuti di questa sfida, Udi. Sì, è partita con grande intensità, anche qui nell'ultima occasione c'era Spagno ben tenuto dall'avversario, da Tamburini, il numero 8, che l'ha lasciato andare verso il fondo, ha lasciato andare il pallone verso il fondo. Adesso qui vediamo, ci poteva stare probabilmente un fallo, lo aveva anche trattenuto, adesso c'è una vistosa trattenuta, arriva con un leggero ritardo il fischio, anche qui comunque si fa correre. Ricordiamo che i nomi dei direttori di gara, il primo arbitro che fischia davanti alle due panchine sono Davide Piazza di Padova, coadiuvato dal secondo arbitro Matteo Sonda di Bassano del Grappa. Partita più corretta, il primo fallo fischiato ai danni del Valli, un Valli che deve ancora difendersi ma è bravo a recuperare il pallone. Arriva intanto anche il primo fischio falloso contro giustamente il Don Romeo, voleva un giallo Schiavon, a suo modo di vedere azione fallosa da giallo, il direttore di gara ne io ne approfitto, scusami testa, e io ne approfitto per ricordarvi in questa rimessa laterale, per ricordare a tutti che la live è in collaborazione con Roblox, quindi ringraziamo sia Futsal TV e anche Roblox per la diretta, e poi a fine partita io e Testo dovremo scegliere l'MVP della gara, che riceverà la card appunto di Roblox, e quindi vedremo chi sarà l'MVP di questa partita. Tra l'altro card, la prima gratuita per tutti i giocatori protagonisti di queste Final 8 della seconda
estraete il portafoglio, pagate la birra a testa e udi e poi andate a prendere un'altra. Insomma, ottimo il lavoro di Ropluz in collaborazione con Futsal Veneto TV, che vi regala live tutte le 15 sfide, 15 perché domenica apriremo anche lunedì, scusatemi, apriremo le danze con la Supercoppa tra Verona e Antenore Sport Padova alle 14, sempre qui live dalla Belbotea Arena. Don Romeo intanto che spreca perché non riesce Lucchiari a fermare il pallone con le suole, allora Valli che deve un attimo riordinare le idee, che può ripartire dalla propria area di competenza, dalla propria metà campo. Sì, partita fin qui abbastanza intensa da parte di entrambe le squadre, che cercano in ogni affondo di arrivare alla conclusione. Diciamo che non c'è stata una fase di studio, vediamo che Ottima giocata difensiva qui. Vediamo che di conseguenza anche i tifosi si divertono qui sugli spalti, anche noi ci auguriamo di poterci divertire ed emozionare ancora una volta. Ancora il Valli, parte da dietro con Bosco Bistoluca, gioca con il capitano Marangon, anzi no, perdono, il capitano è Daniel Bozzato, infatti mi sembrava di rivedere una faccia nota dello scorso anno, protagonista anche lui fino alla finalissima, giocata sempre qui da Belbotea Arena. Questa è la terza edizione delle finali di Coppa C1 e C2 dalla palazzetto di Tombolo, casa del team Giorgione. Sambo, gioco palla ancora con Capitan Bozzato, Zaccuni fermato ma recupera ancora il pallone Bisto Bosco. Luca, attenzione alla conclusione, parata però senza problemi da Cesarotto, che può fare partire l'azione di suoi, ma sono già in quadro in fase difensiva, ci prova lo stesso ad abbassare la testa, poi il tiro con la deviazione del numero 20 Andrea Bullo, lo rivediamo nel replay, sembrava un'azione fine a se stessa, poi guarda cosa si inventa. Sì, è andato sul mancino, sempre lui comunque Schiavo. e ha trovato il numero 20 Andrea Bullo, vice capitano, pronto con la mano sinistra ad aprire. Attenzione alla conclusione, Cesarotto dice di no Zaccuni e questa è una gran parata, si arrabbia, lo rivediamo nel replay e fa bene ad arrabbiarsi il portiere del Don Romeo. Nessuno è andato in pressione e alla fine è riuscito a rientrare all'interno del campo e ad andare al tiro. Cesarotto molto bravo in uscita a scendere velocemente e a chiudere lo specchio della porta. C'era la buona intenzione di Luca Boscolobisto, ma non ha trovato, però non era sistemato bene per andare a calciare quel pallone arrivato dal corner. Intanto palla avanti per Schiavo, fermato il numero 25 di Romero, rimessa laterale comunque per la formazione vicentina che comanda il girone ADC2. Palla comoda per il tiro parato due tempi da il numero 20 Bullo, la conclusione era di Chakib Chaid, gioco di parole per il giovane numero 6 del Don Romeo, un altro che ha segnato. Quanti gol ha fatto nelle sfide di Coppa, Udi? Tu che sei l'alfa e beta numerica. Allora, Chakib non lo troviamo qui, Forse l'ha segnato, attenzione al contropiede, ottimo per Schiavo, la parata di Bullo e poi sulla riga dice di no Schiavo, il giocatore del Valli Zaccuni, lo rivediamo nel replay, questo vale quanto un gol fatto però, quello salvato da Zaccuni. grandissimo salvataggio di Zaccuni, che arriva vicinissimo al palo dove aveva tirato Schiavo e appunto riesce a mettere fuori. Grande occasione questa per il Don Romeo. Sono le occasioni che non bisognerebbe sbagliare. Poteva portarsi sul 2-0. Comunque sì. Attualmente Chakid un gol in Coppa. Ci ricordiamo che le squadre sono arrivate qui dopo i gironi eliminatori con la suddivisione dei vari gironi A e B, gironi da 3 e 4 squadre, poi le sfide sul campo delle prime classificate degli ottavi di finale che hanno poi decretato, attenzione bella la palla con l'azione che porta al palo esterno di Chakib, inquadrati i tifosi del Don Romeo. Questa è stata un'azione da manuale del futsal. Sì, bellissima la palla tagliata, la palla verticale dentro per Chaid, che di fronte al portiere fa prima una finta, poi si allarga un po' troppo, perde il tempo e cadendo un po' all'indietro fa questo tiro sopra la traversa. Comunque
partita che fin qui ci ha dato l'impressione di vedere due squadre aggressive che vogliono in tante occasioni cercare la via offensiva, e quindi vediamo adesso. Sono passati 13 minuti, il parziale fin qui è ancora di 1-0. Intanto abbiamo visto anche con le immagini di Futsal Veneto TV anche gli sguardi, attenzione al tiro, gli sguardi concentrati prima della panchina del Valli e poi di quella del Don Romeo, ma non so neanche io, saranno 5 le telecamere, forse anche 6 le telecamere pronte a regalare le emozioni anche dietro alle quinte di questo secondo quarto di finale. Oggi ne vedremo altri 2 a seguire, poi domani spazio invece ai quarti di C1. Attenzione tanto alla chiusura che non arriva di Schiavon, in scivolata Marco, una palla al bacio di Capitan Bozzato, grandissima palla da attraversare, fosse partito tutta l'area anno secondo prima. Sì, la palla era molto tesa e non c'è riuscito ad arrivare Schiavon, però bella occasione qui da una parte e dall'altra. Un Valli che comunque è sotto di un gol, ma che non ne vuole sapere di soccombere e ha cercato anche poc'anzi di trovare la via del pari. Chaid, Schiavo ancora, giro della parte opposta per il 7 Lucchiari, chiama in causa anche Capitan Albani, fa giro palla ora la formazione di Mister Marcati. 15 minuti, qui recupera il pallone Zacconi va sul fondo, un pallone strozzato, bella la partenza del Don Romeo con Schiavo che apre sulla destra per Chaid la puntata ma trova un bullo sicuro. Siamo già dalla parte opposta con un possibile 3 contro 2, Zaccuni per Schiavoni, in mezzo ancora Cesarotto e poi la palla che viene spazzata via, non c'è un attimo di tregua. Udi, Un'intensità molto alta da parte del Valley, come prima nell'occasione era arrivato il numero 23 Spagno, che era entrato in campo tra l'altro. Era il numero 26, sì, nell'azione prima. Attenzione a Cesarotto, dice di no a Bozzato. Boscolo Bisto, accompagnato da Schiavon, che ha preferito andare sul destro e poi andare alla conclusione, e quindi non ha servito appunto Boscolo Bisco che era a 2 metri, a 2 passi, e quindi il Valle, vorrei dire, sin qui sempre in partita comunque. Intanto con il 26 Don Romeo è entrato Roberto Rosca, uno dei 3 volti nuovi del mercato invernale. Con lui sono arrivati anche Steve Crivellaro e Francesco Turetta. Francesco Turetta è un portiere under del calcio, Rosca e Crivellaro invece della C1 dei Diavoli. Intanto va sul fondo ma non riesce a tenere il pallone in campo proprio Rosca. Un Don Romeo che è tra le migliori, sesta nella classifica dei record dell'anno solare 2024 per punti fatti, ben 68 come il buon Ivan Bonato ci ha sottolineato. Della parte opposta invece ringraziamo Matteo Basso, presidente del Valli, per le info che ci sono state fornite nel pre-gara, grazie anche a tutte ovviamente le società che ci hanno regalato quelle note che possono esserci soltanto che utili. Attenzione, qui volevano un corner, non c'è il corner, Cesarotto ha atteso qualche istante di troppo, ha fatto ripartire comunque da dietro il capitano Albani, doppio 5 con la fascia al braccio, da una parte Bozzato per il Valli, dall'altra parte Albani, ma è Rosca a far manovrare dietro per Chaid. Si fa vedere Lucchiari che riceve scarica per il, mi sembra il numero 8 Tamburini, qui palla lunga, bullo che tra l'altro le stazze dei portieri non è semplice perché sono 2 ermegumeni di prim'ordine. Sì, portieri che coprono pesantemente lo specchio, direi, lo coprono totalmente, e quindi di conseguenza non sarà facile per i 10 giocatori in campo cercare di segnare. Capitan Bozzato, palla lunga, grande palla qui, bellissima l'idea di Spagno che cerca Boscolo, i 2 giovani classe 2005-2007 nell'asse hanno tentato, poi Boscolo con il mancino non è riuscito ad impattare di collo, l'ha presa d'esterno, di conseguenza la palla è uscita a lato, ma negli ultimi minuti abbiamo visto come lo Yes Work Valley si sia portato in avanti spesso
non è ancora riuscito a trovare il gol, adesso vediamo un errore. Un errore, perché tra l'altro stavo guardando che è uscito Luca Bosco Bisto, si stava scaldando il fratello, sono gemelli, sono praticamente uguali. Quindi insomma Speriamo che abbiano gli scarpini diversi in modo tale da... il numero sulla maglia è sicuramente diverso. Sì. Schiavone intanto, un Valli che deve alzare un attimo il ritmo, palla per Bozzato, su prolunga per Schiavon, nessun compagno però sul secondo palo, era ottima l'intenzione del 10 Chioggiotto. Sì, l'idea c'era, credo che non sia stato contentissimo anche il mister, l'allenatore Doria Marco in panchina, perché sul secondo palo era una grande palla messa in mezzo. Chaid va a puntare l'avversario, scarica dietro per Albani che fa giro palla verso Rosca, ancora dietro da Albani, il movimento del giocatore del Don Romeo, mi sfugge il numero, non trovo però il movimento di Albani che riceve il pallone, era nella fattispecie il Teo Trulla, il 10 Orange. Intanto un cambio, rientra Zaccuni al posto di Capitan Bozzato per lo Yes Work Valli. 19-25, siamo nel 20° minuto, 10 al riposo, avanti 1-0 il Don Romeo con l'autorete sfortunata di Mattia Boscolo. Intanto Rosca poteva fare qualcosa di meglio, recupera il pallone il Valli che può provare a ridistendersi in fase d'attacco, si riparte però da dietro, c'è il movimento dei giocatori, riceve palla il 23 Davide Spagno, Schiavon. Sì, Don Romeo che, il Valle che in tante occasioni abbiamo visto ha tentato la palla sopra la testa degli avversari con un pallonetto di prima, in qualche occasione come in quella precedente era arrivato alla fine al tiro Boscolo Bisto. È una soluzione che hanno tentato in varie occasioni, probabilmente appunto uno schema dettato da mister Attenzione Doria. che Trulla recupera un pallone importante, poi però gioca quasi scherzando, poi va a commettere il fallo, si beccherà ovviamente il cartellino giallo. Ha giocato forse troppo, doveva scaricare prima il pallone. Cartellino giallo per il numero 10 Trulla, un fallo che ci sta tutto. Sì, era in ripartenza il Don Romeo, il fallo di Trulla ai danni di Zaccuni, miglior marcatore del Valley. Proprio Zaccuni che gioca il pallone per il neoentrato numero 4 Riccardo Marangon, palla avanti per Spagno che viene fermato, non c'è fallo, può ripartire ma si allunga il pallone, il giocatore del numero 7 Micchiari. Poteva fare male la ripartenza del Don Romeo. Ancora Sì, Don Romeo che Tamburini era qui Micchiari. Non sfrutta qui Don Romeo con Tamburini che in avanti non riesce a concretizzare al meglio la ripartenza. Ancora bravo, Partita comunque fin qui molto equilibrata, con il Valle che dopo aver subito il gol dello svantaggio adesso sta cercando attraverso i propri giocatori con più qualità di risalire. diciamo che l'economia della partita forse ora il Valli meriterebbe anche il pareggio perché sta facendo sicuramente di più del Don Romeo, però si sa che basta un attimo per cambiare le sorti di un match. Vediamo che proprio la squadra di Marcati, il tecnico vicentino, sta manovrando in avanti, palla per Tamburini, fermato da Zaccuni, una possibile ripartenza, ma sono solo in due giocatori del Valli. Zaccuni va sul fondo, fermato in scivolata da Rosca, riparte allora il Don Romeo con Trulla per Rosca che attende forse troppo, ma il pallone che resta lì ancora vivo tra i piedi di Rosca che quasi con un gioco conquista un corner importante. Dunque Don Romeo torna a respirare dalle parti di Andrea Bullo, il portiere Chioggiotto. Vedremo come andranno a giocare questo corner i ragazzi di Mister Marcati con Trulla che gioca dietro per Capitano Albani, movimento verso Tamburini, trova lo spazio per andare a calciare con il destro, tiene però ancora lì il pallone, lo mette in mezzo per Trulla, guardato a vista, palla sulla parte esterna della rete, dunque Don Romeo che non approfitta di questo gioco inattivo. Udi. Sì, non
non ho capito molto bene la scelta di Trulla, che si è girato, probabilmente voleva andare a un cross, però si è girato in maniera troppo frettolosa e ha perso il pallone che poteva essere, attenzione qua vediamo un velo di Rosca che anche nell'intenzione di mister Marcati un po' si è morso la lingua, perché forse poteva prendersi il pallone e involarsi, non si è sentita, probabilmente anche un po' la stanchezza o il rischio di perdere per l'attenzione, però che ancora Don Romeo, l'ultimo a toccare è un giocatore del Valli, dunque Trulla batte subito l'out dietro per capitano Albani che fa girare verso Rosca, l'ultimo di movimento, giro palla a sinistra per Tamburini guarda il diretto avversario, si accentra, viene fermato senza fallo, Zaccuni un 3 contro 2, attenzione al Valli, ma Cesarotto è spettacolare nell'uscire nei modi e nei tempi giusti, siamo già dalla parte opposta con Tamburini che apre per Trulla, viene fermato con il fallo, chiede scusa il giocatore del Valli, c'è stato, non c'è il cartellino per Zaccuni, fallo c'era. E qui sì, non c'era probabilmente volontarietà, però è sicuramente fallo quello fischiato ai danni di Zaccuni. Vediamo qui a terra il numero 10 Trulla, intanto finché vediamo i tifosi con la birra, portatacene una, c'è il time out chiesto a Giorgio Marcati, lo andiamo ad ascoltare le parole del tecnico della formazione di Sossano. Il direttore di gara ha richiamato le due squadre che però non vogliono tornare in campo, lo fanno in questo momento. Ripartiremo con una punizione per il Don Romeo, la seconda, 2 falli per parte, con un Don Romeo che è avanti 1-0 sul punteggio del tabellone quando mancano poco più di 4 minuti al termine del primo tempo. Sì, primo tempo che ci ha regalato solamente un gol, ma comunque tante emozioni perché entrambe le squadre si equivalgono, almeno è quanto è parso fin qui, anche il gol comunque è arrivato per uno sfortunosissimo Boscolo che si è... Il fischio intanto per questa punizione, Rosca, giro palla per Tamburini, si è subito sistemata bene in difesa la formazione del Valli, intanto è entrato anche Alex Bertinato, Rosca ancora a mantenere il pallone, a prendersi un fallo laterale sull'ultimo tocco di Capitan Bozzato. Rosca, palla dietro per Albani, lo fa girare a destra verso Tamburini, davanti prova a muoversi, numero 11 Bertinato non riceve il pallone, Tamburini lo scarica a sinistra per Rosca che va dal suo capitano, giro palla del Don Romeo che rischia, Rosca lo tiene vivo per i suoi, partite comunque corrette, attenzione, palla lunga per Bertinato che lo aggancia quasi fosse una foca in modalità giocoliera, poi un pallone sul secondo palo, chiede scusa Tamburini perché ha peccato di non aver creduto nel compagno. Udi. Sì, era andato molto bene, era andato via all'avversario con un destro-sinistro velocissimo Bertinato e poi sul secondo palo non ha trovato nessun compagno pronto a spingere in rete e qui, come anche è successo prima al Valli, certi palloni in mezzo in cui deve esserci quell'uomo lì, deve esserci il compagno pronto a mettere a rete e quindi sono occasioni che vanno sfruttate meglio da parte di entrambe le squadre. Zaccuni intanto va sul fondo, si prende il laterale, bravo Tamburini a metterci un piede, viene fatta stabilire la distanza corretta dal direttore di gara signor Piazza di Padova, coadiuvato dal secondo matrosonda di Bassano del Grappa. Capitan Bozzato a rimettere in gioco il pallone, il destro di Zaccuni, pericoloso ma non quel tanto che basta per impensierire Cesarotto che si è comunque tuffato.
Cesarotti a far ripartire l'azione a 2 dalla fine con il Don Romeo avanti di un gol, non vuole alzare il ritmo la formazione di mister Marcati, che si accontenta e possiamo anche capirlo di andare a riposo sull'1-0, ma attenzione perché il Valli pressa alto e cercherà in tutti i modi di pareggiare i conti. Quindi dato pallone buttato via, non si sono intesi i giocatori, poteva nascere qualcosa di migliore, recupera il Valli, 1:40 da giocare più l'eventuale recupero, si riparte da dietro con il giovane Spagno che lascia per Bozzato. Sì, partita attenta fin qui da parte del Don Romeo. Era visto Boscolo, il gemello, bravissimo, più Schiavo in scivolata a fermare Bertinato che resta a terra, continua a giocare il Chioggi, il pallone che viene tenuto in campo, poi Rosca mette fuori, anzi no, pardon, era Edoardo Schiavo, il numero 25, vengono fatti entrare i sanitari del Don Romeo, almeno il direttore di gara lascia entrare, anzi no, ci sono i sanitari ufficiali. Qui si sta per andare verso la fine del primo tempo, come hai detto tu soltanto un gol, ma comunque le emozioni non sono mancate anche qui, insomma Cesarotto ha dovuto dire di no mettendo tutto il fisico per opporsi all'attacco del Valli. Sì, entrambe le squadre hanno cercato in più momenti, in più occasioni di cercare di impensierire, di arrivare attraverso triangolazioni al tiro, alla conclusione, poi di conseguenza il gol. È mancato sicuramente nell'ultimo passaggio, anzi è mancato in più di occasioni l'uomo, perché l'ultimo passaggio in qualche occasione c'è stato da parte di entrambe le squadre. Adesso vediamo. Intanto con fair play riportano il pallone nella zona del Don Romeo, intanto chiamato il recupero, un minuto, entriamo proprio adesso nell'ultimo minuto di gioco, dunque ancora poco meno di 60 secondi prima di andare a riposo con il Don Romeo che culla il sogno da matricola di volare alla semifinale di domenica pomeriggio, ma manca ancora tanto. Intanto palla di Cesarotto tenuta in campo dal numero 25 che poi va a calciare Edoardo Schiavo, che occasione cercata creata dal 25 che qui va anche il nostro applauso, Udi. Sì, grandissima azione da parte del classe 2003 Schiavo, che con l'avversario alle spalle riesce attraverso un palleggio a girarsi, ad andargli via verso l'esterno, e poi arriva la conclusione leggermente alta, però da sottolineare sì, questa giocata di Schiavo molto, molto interessante. Intanto il tiro con la spalla buttato fuori dalla zona area di Tamburini, il tiro era di Claudio Bisto Boscolo. Ci prova ancora, palla per Schiavon proprio sul duplice fischio, che occasione, partita viva, felici entrambi i tifosi. Cosa aspettarci dal secondo tempo, Udi? Sì, abbiamo appena visto ultimissima azione di gara, altra occasione per il Valley. Il Valley sicuramente entrerà negli spogliatoi con la consapevolezza di dover semplicemente e solamente arrivare al gol, perché è solo quello che manca, è quello che è mancato in questo primo tempo, in questa prima frazione di gara. Mi aspetto che entrambe le squadre, più il Valley, entrino nel secondo tempo con un piglio diverso. Probabilmente il Don Romeo dovrà cercare di alzare un po' il livello dell'intensità, perché negli ultimi minuti del primo tempo il Valle è andato spesso e volentieri alla conclusione, quindi si alza la musica intanto, dai, vediamo, 10 minuti di pausa anche per noi, poi torneremo qui live dalla Belmonte Arena per il secondo tempo di Don Romeo Valli, Don Romeo avanti 1-0. A dopo.
Eccoci nuovamente live, tra poco il secondo tempo di questo secondo quarto di finale Final 8 di Coppa Veneto di C2 con il Don Romeo avanti 1-0 sul Valli di mister Marco Doria, che ufficialmente da qualche minuto è diventato anche mio seguace su Instagram. Mi domando cosa possono trovare di bello in me, ma sai, è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace, insomma, va bene. Udi, cosa ci aspettiamo? Il pareggio del Valli o Don Romeo che trova il raddoppio? Direi più il pareggio del Valli, visti gli ultimi 5-10 minuti del primo tempo, in cui si è spinto più volte nella metà campo avversaria. Il Don Romeo dovrà cercare anche attraverso gli uomini chiave come Schiavo, quota 6, di trovare il gol del raddoppio, ma appunto il primo tempo che ci ha regalato abbastanza emozioni, pochi gol, ma comunque non sono mancate le emozioni in quel della Bel Boté. Vediamo subito il Valli se ascolta la tua richiesta di pareggio con Mattia Bosco. Schiavon, si fa vedere Zaccuni, poi però si ferma nel momento in cui Schiavon aveva fatto partire una lob con il destro. Ringrazio comunque il numero 14 Chiogiotto. Attendi di più e credi di più nel pareggio del Valli o nel raddoppio del Don Romeo? Ma le domande le faccio io, quindi non ti rispondo. Andiamo però in cronaca, perché attenzione, prova la ripartenza con il 23, uno dei migliori Spagno, viene però fermato, in aiuto c'è anche Schiavon, ancora il pallone che resta lì con Spagno che se lo porta però sul fondo. Diciamo che per quanto abbiamo visto anche qui una partita dove poteva starci l'1-1, come ci sta benissimo l'1-0 per il Don Romeo, un palo per parte, sfortunato il Valli nell'azione di quello che poi è stato l'autogol che ha portato in vantaggio la formazione vicentina. Una partita equilibrata, diciamo che non si vede la differenza di classifiche, anche se appunto sono due gironi diversi, poi però una partita sfida secca, tutto può sempre succedere. Attenzione, qui è bravo a restare in piedi Edoardo Schiavo, a tenere il pallone. Partite masche, recupero del pallone ancora del Valli. Diciamo come nel primo tempo sicuramente non ci annoieremo, perché non mancheranno i capovolgimenti di fronte. Udi. Sì, abbiamo visto anche adesso nell'ultima occasione, sempre nel vivo del gioco, il numero 14 Zaccuni con il numero 23 Spagno hanno impensierito più volte nel primo tempo la porta difesa dal numero 12 Cesarotto. Ti ringrazio anche per la risposta, Testo, ti seguirò anch'io su Instagram allora. Quando c'è il primo fallo di questa ripresa, una mano alta su Bertinato che poi lascia spazio al numero 17 Luca Palin per questa punizione proprio sotto la nostra postazione davanti il si descrive nel tabellone del terzo uomo, che in C2 è il dirigente della formazione che ospita la sfida. In questa occasione, nonostante si sia tutti quanti ospiti del team Giorgione alla Bel Boté Arena, i padroni di casa sono quelli del Don Romeo. Intanto un pallone che ora verrà battuto dal laterale di Schiavon con il pubblico del Valli che si fa sentire, palla aperta per Zaccuni litiga con Albani, litiga tra virgolette, si prende il corner. Andiamo a seguire questa palla inattiva con la formazione di mister Marco Doria, lo scavo per Zaccuni che non trova lo specchio della porta, ma gran conclusione, e ancora vicino al palo il Valli. Sì, vediamo se la regia ci concede di rivedere quest'ultima occasione, ma dal calcio d'angolo arriva Zaccuni che si scarica e viene servito, trovato libero al limite dell'area. Attenzione a Tamburini, il palo e la palla che resta lì, poi sul secondo tocco di Palin è fenomenale Andrea Bullo che dice di no, recupera ancora pallone il Don Romeo, la ripartenza ancora veloce, palla per Schiavo che viene fermato da una duplice marcatura. Che grande occasione, questo però è la bellezza del futsal, una partita ma è finita, ancora palla ottima, l'imbucata, non ci è arrivato Tamburini, lo rivediamo qua nel replay, che azione fantastica. Sì, lo rivediamo alla conclusione sul palo e poi la palla resta lì, una serie di rimpalli, alla fine riesce a riprendere
il pallone. Ancora Albani che voleva ir sul secondo palo Tamburini, bravo Bull ad uscire nei tempi giusti, rilancio lungo, ha già recuperato Schiavo per il Don Romeo, Schiavo va via, poteva far partire sul secondo palo il compagno Palin, non lo ha visto, un po' si dispera Palin, anche qui grande occasione, squadre diciamo che però dopo 4 minuti di secondo tempo si sono già aperte forse un po' troppo e questo dovrebbe portare alla visione di qualche gol. Sì, in questi primi 4 minuti, 5 minuti entrambe le squadre si sono portate molto spesso in avanti, arrivando anche alla conclusione con il palo preso dal Don Romeo. E rivediamo qui la ripartenza, partita molto intensa. Zacuni fermato da Schiavo, palla ancora proprio il Valli con una Zacuni che la alleggerisce dietro per Schiavon che va a calciare, palla che però termina alta sopra la traversa, difesa da Cesarotto, rientra intanto con il 7 Mattia Lucchiari a dare ordine. Un Don Romeo che in caso di passaggio del turno recupererà anche il gol, attenzione al tiro altissimo di Palin, azione perfetta con Lucchiari, sponda pivot, lo rivediamo nel replay, sta dicendo appunto recupera Saggiorato, ma anche qui un altro gol divorato dal Don Romeo. Sì, un'altra grande occasione, è arrivato di fronte al portiere, ha messo alto, deve cercare di sfruttare meglio queste palle il Don Romeo, perché poi si sa che la legge del futsal o comunque in generale, quando sprechi tante occasioni poi molto spesso arriva il gol dell'avversario e quindi deve anche stare molto attento. Sicuramente sarà contento per le occasioni create il mister del Don Romeo, Marcati non invece per la fase realizzativa. Attenzione ad Albani che apre a destra per Schiavo fermato però dell'ottimo intervento, Schiavo, la risposta di Bullo, ancora palla per il Don Romeo, tra l'altro lo cantava anche il buon Max Pezzal, dura legge del gol, fai un gran bel gioco però alla prima occasione tac, la prendi là e quindi poco vale se hai preso pali, parate avversari se poi prendi gol. Attenzione ancora col Don Romeo, va sul fondo con Lucchiari, tiene vivo il pallone, lo alleggerisce dietro per Capitan Albani che fa giro palla verso Schiavo, posizione pivot, il tiro e la parata ancora di Andrea Bullo che tiene in vita i suoi, un paio di parate importantissime, sempre da partenza posizione pivot di Schiavo. Questa potrebbe essere una chiave di lettura, leggiamo un attimo anche questo corner già fermato, può ripartire, grande parata di Andrea Bullo ancora Udi. Sì, Bullo che va a parare con Schiavo che aveva appoggiato la palla a Tamburini e poi con la conclusione ha trovato la parata del numero 20 Bullo, il vice capitano. Di che anno è Bullo? 93. Cioè, dal 21 in su che sono i giovani che devono essere sempre in campo, quindi portiere over anche per il Chioggia. Attenzione a Marangon che si gira, copre il primo palo Cesarotto e anche qui qualche brivido per il portierone del Don Romeo, inquadrati i suoi tifosi, si è visto arrivare all'ultimo il tiro di un Simone Marangon che si è girato così all'improvviso. Corner ancora per Marangon, fermato però con un fallo perché prima di toccare il pallone il 17 Luca Palin ha toccato anche il piede, punizione pericolosa questa, vediamo che mister Doria effettua anche dei cambi per questa punizione, rientra Capitan Daniel Bozzato, si è rialzato Marangon e vedremo se andranno a calciare direttamente perché Schiavon ha un bel piede, intanto c'è anche Bozzato eppure se ci sarà uno a gioco, questa comunque è un'occasione d'oro per trovare il pari Udi. Sì, una grandissima occasione qui al limite dell'area, vediamo chi sarà l'incaricato alla battuta di questa punizione, stanno parlando tutti i ragazzi del Valley, probabilmente con uno schema. Schiavone intanto forse andrà a calciare, a passare, Schiavone, palla per Marangon, lo schema c'era ma non c'era la giusta intenzione, poi partire il Don Romeo con Schiavo che viene fermato, Schiavone onnipresente, Marangon per Bozzato, siamo già dalla parte opposta con un possibile contropiede fermato dal numero 26 Luca Visto Boscolo. Da una parte all'altra le due squadre stanno cercando il gol. Albani intanto la deviazione laterale per la formazione di mister Marcati
la squadra vicentina che comanda con 40 punti tondi il girone A di C2, sono soltanto 9 invece i veneziani del Valli nel girone B con 23 punti. Il tiro intanto Bullo in due tempi, sempre nel vivo dell'azione Schiavo, passaggi anche in fase difensiva, creazione di occasioni, c'è sempre Schiavo, fin qui l'abbiamo visto, il miglior marcatore del Don Romeo. Bozzato intanto per Bisto Bosco, il 26 Luca, qui Bozzato litiga con il pallone e quando stiamo per entrare nel decimo minuto regala un'auto già battuto al Don Romeo. Giro palla ancora per Schiavo, capitano Albani dietro, giro a destra ancora verso Schiavo, Albani, giro della parte opposta, suonava per il numero 7, era lui Mattia Lucchiari. Cesarotto fa ripartire i suoi, non è preciso il passaggio per Palino, allora il Valli potrà tornare a costruire un'azione in fase d'attacco, rientra intanto in campo anche Zaccuni, uno dei migliori per la formazione di mister Dorie, che ha avuto un paio di occasioni non sfruttate. Luca Bisto Bosco proprio per Zaccuni che andrà sul fondo, mette un pallone in mezzo, c'è però la deviazione, dunque sarà corner, ancora Valli pericoloso in attacco lì. Sì, la deviazione che non favorisce l'inserimento del numero 11 Sambo, che era sul secondo palo. Rivediamo ancora ripartenza veloce con Palin che voleva servire dalla parte opposta la corrente Lucchiari, ma capito quanto Bullo ha fatto ripartire i suoi, palla per Sambo che non danza come il brasiliano Samba, intanto il tiro fuori di un nulla del 26 Luca Bisto Boscolo. Pericoloso ancora il Valli, intanto i tifosi Chiogiotti sono preoccupati, ma comunque va detto che la loro squadra sì sta prendendo 1-0, ma sta comunque giocando un ottimo futsal, manca soltanto il gol, abbiamo detto più volte e vedremo se sapranno ascoltare anche le richieste. Attenzione qui con Zaccuni fermato all'ultimo senza fallo da Cesarotto, che Zaccuni rimane a terra, Cesarotto sportivamente butta fuori il pallone. Lo abbiamo ripetuto tante volte, lo diciamo ancora, manca solo il gol al Valli. Sì, come nel primo tempo stiamo vedendo una partita sempre molto accesa. Il Valli è andato più volte vicino al gol, manca appunto la rete, e dall'altra parte anche il Don Romeo ha impensierito più volte il portiere numero 20 Bullo, deve sicuramente cercare più velocità nelle triangolazioni, e molto spesso sul secondo palo c'è lo spazio libero, e quindi cercare queste situazioni di gioco è quello che deve fare adesso il Valley. Lancio lungo di Cesarotto per Schiavo che fa girare palla verso Palin, fermato il tiro, intanto la traversa all'incrocio sulla deviazione di Bullo, ci stava un fallo cumulativo, lo chiede anche Albani, ancora una grande parata, la rivediamo nel replay, che parata, grandissima parata del portiere numero 20 Bullo, che poi con fortuna anche trova la deviazione sulla traversa e poi di conseguenza si rifugia in corner. Qui intanto Albani fa tutto in proprio, ma scarica il sinistro altissimo, allora favorisce la possibilità di giocare una nuova azione al Valli con Bozzato che supera la linea di metà campo. Serve Zaccuni si prende il pallone sulla sede di sinistra, si accentra, si allunga però il pallone, Cesarotto fa buona guardia, esce nei tempi giusti, deve fare attenzione a non tenere il pallone per più di 4 secondi il portiere del Don Romeo. Intanto il collega Bullo si prende il pallone, lo serve comodo per Bisto. 13 minuti se ne sono andati sul cronometro, sembra avanti 1-0 il Don Romeo con il Valli che cerca di reagire. Bozzato si prende il corner, Sambo è il laterale, lo scambio ancora con Bozzato che aspetta il movimento di Sambo, serve però Luca Bisto Boscolo. Ora si alza il baricentro del Don Romeo, il Valli non riesce a trovare il giusto modo della matassa, attenzione palla per Bozzato, fermato forse qui con un fallo che non è stato ravvisato, non protesta però il capitano della formazione Chiogiotti. Lo siamo già dalla parte opposta con ora il fallo su Palin di Luca Bisto Boscolo, il secondo fallo per la formazione del Valli. Sì, nell'ultima occasione il capitano del Valli Bozzato
ha scelto di restare in piedi, probabilmente fosse caduto avrebbe fischiato il fallo il signor Davide Piazza di Padova, e adesso invece dalla parte opposta col numero 5 il capitano Albani sulla battuta. Intanto rientra anche Shahid, il fischio vediamo sembrava calciare direttamente, giocare uno schema Albani, il tiro però direttamente sul corpo di Zaccuni a far ripartire il contropiede di Suoi, palla proprio per Zaccuni, la giocata dietro per Luca Visto Boscolo, il tiro sinistro ancora del 26 il mancino che esce però a lato, ancora Valli vicino al pari. Tante volte abbiamo trovato, la palla esce qui, tantissime volte abbiamo trovato Visto Boscolo Luca e Zaccuni, andare al tiro. Attenzione, un'altra giocata in diagonale di Zaccuni per Schiavon che è in scivolata, che bella, rivediamo l'azione, è mancato anche qui però il gol, il tunnel a un giocatore del Don Romeo, il numero 6 Shahid, e Schiavone in scivolata, è arrivato a timbrare il cartellino ma non ha trovato però la porta avversaria. Sì, era quello di cui ti parlavo prima, appunto, il pallone sul secondo palo, messo in questo caso da Zaccuni che non trova il gol con Schiavon, alla fine la palla termina alta, però sta sempre nel vivo del gioco. Schiavo che va via, che si prenderà il giallo ovviamente, Schiavon, anche se dice al direttore di gara, secondo l'arbitro Matteo Sonda era distante, però giallo comunque che ci sta, il terzo fallo del Valli. Fanno fatica a tenere il numero 25 Edoardo Schiavo, gioco di parole tra Schiavo e Schiavon, ha avuto la meglio il 25 Orange. Intanto inquadrato c'è Marco Dori, il tecnico del Valli, che sta parlando con il suo vice, vedremo se andranno a cambiare qualcosa, manca tantissimo, mancano 14 minuti poco meno. Intanto c'è una punizione per il Don Romeo che cercherà di raddoppiare le distanze sul Valli, un Valli che ha sprecato qualcosa di troppo. Shahid, il sinistro a calciare violento, c'è la deviazione, resta comunque in zona d'attacco il Don Romeo con un fallo laterale, se ne occuperà della battuta il numero 25 Schiavo. Vediamo i giocatori Don Romeo, griffati orange, come andranno a muoversi, palla di Schiavo dietro per il capitano Albani, ancora verso Schiavo, difende però a maglie strette la formazione del Valli che si prende un fallo laterale, il pallone è riuscito, dunque potrà ripartire il Valli nella costruzione d'attacco. Qui insiste un po' troppo Schiavo per andare via due uomini. Attenzione, vediamo dalla parte opposta. Bozzato fermato in laterale dal collega capitano, palla ancora in mezzo per Schiavon, Visto Boscolo! Il pareggio mancino di Luca Visto Boscolo, era nell'aria il gol, è arrivato con merito al minuto 17, fanno festa anche qui in tribuna, lo meritava, ne ha provato 3 volte, lo meritava, lo rivediamo con il replay. Meritatissimo il gol del Valli, vediamo qui Boscolo che si gira in un fazzoletto al limite dell'area, una sola di destra, una sola di sinistro e poi di punta batte il numero 12 Cesarotto, adesso è 1-1 qui alla Belbetè, mancano 13 minuti, anche il Valli ha trovato il gol, vedremo cosa succederà in questi minuti finali. Anche il pubblico si scalda e comunque un grande gol, attenzione alla ripartenza ancora della formazione Pioggiotta, chiude in diagonale Schiavo, un gran gol perché come hai detto tu, 2 suolate e poi una puntata precisa, forse il tiro più sporco, quello che poi ha portato maggior fortuna al numero 26 Luca Visto Boscolo, ancora bozzato per il Valli che viene respinto il laterale però per la formazione di mister Doria che si è lasciato andare in un urlo, anche ha sfogato un po' l'adrenalina di questa prima sfida importante della sua carriera da tecnico, lui che è subentrato in corso d'opera dopo un inizio non proprio dei migliori per la formazione del Yes Work Valli in campionato. Sì, parte da dietro intanto con Albani, Udi. Sì, un gol fortemente voluto, appunto come dici tu, ha provato in tantissime occasioni il Valli a segnare, adesso il gol è arrivato, anche appunto con un gol abbastanza. Attenzione, ancora un contropiede, c'è Zaccuni sulla sinistra, Zaccuni si centra il tiro e la risposta di Cesarotto che dice di no, ancora palla per Zaccuni, il tiro
strozzato male, qui un regalo per Zaccuni, lo rivediamo intanto nel replay, però qua grande la produzione di Cesarotto, due ottimi portieri sicuramente in questo momento, in questa sfida. Sì, Cesarotto fa spesso questa cosa, di fronte all'avversario, di fronte all'attaccante esce, va proprio a coprire tutto lo specchio, ha fatto numerose parate simili a questa. Intanto la giocata non riuscita di Schiavo, che qui ha commesso il fallo perché aveva tirato quel tanto che basta la maglia dell'avversario per dare fastidio, quindi intanto arriva anche il fallo di Capitan Bozzato, qui si arrabbia la panchina del Valli e ha comunque ragione, c'era un fallo in precedenza non ravvisato, una leggera tirata di maglia che però era comunque fallosa, quarto fallo intanto questo, deve essere ancora aggiornato il tabellone della Belmonte Arena, il quarto fallo a 10 minuti dalla fine, inizia ad essere pesante la situazione a livello difensivo di un Valli che ha appena trovato il pari. Sì, Valli che deve stare molto attento perché appunto con 4 falli all'attivo rischia molto di appunto subire il tiro libero, anche a livello mentale poi non aver in quest'ultima occasione preso il fallo non fischiato e averlo invece commesso può fare innervosire, devono stare attenti, in guardia i ragazzi di Mister Doria. Adesso vediamo sulla punizione Chaid, la giocata per ora Schiavo va sul fondo, Schiavo la giocata dietro, non riesce a trovare il giocatore compagno di squadra, intanto Chaid commette fallo, si prende probabilmente il giallo. Va bene da arrabbiarsi Daniele Bozzato, il capitano, perché insomma il fallo c'era anche da cartellino, perché la velocità con cui il 23 Davide Spagno stava per andare via poteva far male, un fallo speso bene, un cartellino che forse manca, secondo fallo Don Romeo. Sì, non ci sta sicuramente appunto il Valley per questo mancato cartellino, era andato via Spagno che abbiamo visto... Scusami se ti interrompo, ma tra l'altro un cartellino è arrivato perché il direttore di gara sta scrivendo, non so se sì, no, è stato munito Chaid con leggero ritardo, ma c'è stato il giallo a Chaid perché il direttore di gara gli ha mostrato qualcosa, poi ho visto che ha scritto, quindi insomma se Chaid è in campo giallo sacrosanto, probabilmente è arrivata la telefonata da casa, attenzione ancora Cesarotto, c'è il corner, non c'è il corner, Bozzato si arrabbia anche per una trattenuta limite dell'area, insomma si inizia un po' a perdere la trabisonda, la bussola che fa un po' quello che vuole e allora arriverà un finale sicuramente super, intanto il tiro di Chaid dalla distanza non dà problemi a Bullo, Udi. Sì, finale sicuramente che sarà bollente qui, anche il pubblico si sta scaldando, risultato che giustamente a mio avviso direi è in parità attualmente. Intanto scusa, la regia dico di andare a sistemare il punteggio sul conto dei gol, è 1-1 il risultato da Don Romeo e Yes Work Valli. Veneto Futsal TV sempre pronto, attenzione però al Valli ancora lì con Cesarotto che ci mette il piedino, si accontenta del corner a Spagna, che qua subito immediato cambiato il risultato grazie ai ragazzi, una squadra, super lavoro per Veneto Futsal TV con Ropiot, attenzione il tiro, gol, il vantaggio di Claudio Visto Boscolo, fanno tutto i due gemelli, tutta la panca che va in campo, minuto 23, il vantaggio, prima segnato Luca, poi Claudio, stasera se così finisce la partita Udi, tutti a casa a Visto Boscolo, c'è da mangiare pesce gratis. Sì, grandissimo questo corner, si stacca dalla marcatura e il numero 11 Sambo Alessandro riesce a trovare il gol che vale 2-1. Il numero 21, scusate, Chaid intanto, Don Romeo che ora deve cambiare ritmo alla ribaltata, il Valli, Schiavo, continuo di suoi, ci vedeva sul fondo, ora tutta la sfida, l'inerzia è a favore della formazione di mister Marco Doria, mancano 6 minuti, poco più, attenzione Chaid sul fondo. Ha sofferto il Valli, è stato in svantaggio per quasi 3/4 della partita e poi alla fine in pochi istanti di gara, in una decina di minuti è riuscita a ribaltare totalmente il risultato, quindi adesso la squadra del Don Romeo che deve cercare il pareggio. Attenzione però che ancora
Spagno che va sul fondo, viene fermato, il primo comunque arriva Cesarotto, fa ripartire veloce l'azione per Schiavo fermato, non c'è il fallo, Tamburini prova, però l'opposizione di Zaccuni, rientra intanto Schiavon, ultimi minuti d'esperienza con Schiavone in campo, ma ancora Don Romeo che ci prova, si è alzato anche Cesarotto, vedremo se giocherà con il potere di movimento mister Marcati, manca ancora un bel po' di tempo, vediamo se il Don Romeo cercherà, e lo fa in questo momento, di cercare il pareggio senza il quinto di movimento, palla dietro per Albani carica il destro che però si spegne abbondantemente a lato, dunque Valli che potrà ripartire senza tanta pressione. Sì, Valli che deve cercare di contenere in questi minuti gli attacchi e magari di ripartire qualora ci fosse l'occasione, come in questo caso. Qui intanto costretto ad uscire dalla sua area Cesarotto, Bozzato si prende il laterale, lo batte dietro per Zaccuni, si fa vedere Schiavon, Zaccuni scambia, cerca di scambiare con il suo capitano, Schiavo intanto cerca di far ripartire i suoi, però sono fermi Chaid e Albani, serve maggiore aiuto in zona d'attacco per la formazione del Don Romeo con Schiavo che fa tutto da solo, rischia di perdere il pallone, non si prende però il fallo, non c'è spinta offensiva fallosa di Zaccuni, manca sempre meno, deve accelerare la sua azione, attenzione palla dentro per Chaid, la risposta di Bullo con la complicità forse di Bozzato, e questa è una grande occasione sventata, l'ennesima del numero 20 Chioggiotto. Sì, Chaid in questa occasione con il numero 10 Schiavon alle spalle, una finta con il piede, una finta di andare sul sinistro invece di andare sul destro, invece se la porta velocemente sul sinistro, aveva l'occasione per concludere. Cosa stava sbagliando qui Chaid? Intanto si prende il corner il Valli e c'è anche il time out chiesto da mister Marco Doria, che andiamo ad ascoltare con le telecamere di Futsal Veneto TV. Come che fai? Senza paura, raga, che sono quella, 5 minuti che sono quella, Fischio intanto viene ammonito il numero 5, il capitano Daniel Bozzato della panchina, qualche protesta di troppo probabilmente per il capitano Bozzato, 2 minuti e spiccioli e poi potrebbe essere l'ennesima semifinale per il Valli, oppure chissà, magari prima il pareggio e poi i rigori, chissà, vedremo. Don Romeo che però deve fare molto di più, intanto recupera il pallone, palla per Tamburini cerca di andare via, porta a terra anche Schiavone, Tamburini si prende il corner, dunque calcio d'angolo per la squadra di mister Marcati che ora mette dentro Chaid come quinto di movimento, dunque alza la pressione la formazione del Don Romeo, Albani fa sfidare sulla sua destra proprio Chaid, il giocatore con la maglia numero 6, la maglia viola con il buco. Albani manca poco alla fine di questo incontro, appunto il portiere di movimento vedremo se farà girare diversamente e se farà alzare l'intensità da parte del Don Romeo. Schiavo intanto proprio per Chaid che va a calciare ma viene murato
dall'ottimo intervento di Davide Spagno. Ultimo minuto di gioco con Chaid, portiere di movimento per il Don Romeo, poi ci sarà anche del recupero, sicuramente qualche minuto. Albani in profondo, Chaid si muove in mezzo ma non è veloce, il tiro intanto deviato su Tamburini, laterale già battuto con Chaid, viene sporcato il tiro, Albani si prende comunque il pallone, Cesarotto è pronto a tornare in campo, ancora Chaid dalla parte opposta per il numero 26 Rosca, Albani però passano i secondi, deve fare veloce il Don Romeo, deve fare più veloce, ancora una deviazione, il pallone che resta lì, poi se lo prende Bullo che va a calciare, però troppo veemente, troppo alto, dunque 20 secondi più recupero con un finale forsennato del Don Romeo che vuole il pari. Un pari ci starebbe benissimo, però va dato atto e merito a quello che ha fatto il Valli, che ha ripreso la partita. Palla ancora per il Don Romeo, il tiro ancora fermato su Tamburini, resta lì il pallone, non c'è alcuna deviazione, Tamburini, il tiro, deviazione di Chaid, e potrebbero essere i titoli di coda questa di una partita. Aspettiamo anche il recupero che non viene ancora mostrato, siamo già oltre il 30°, forse lo ha dato, non l'ho visto, il pubblico spinge anche. Il pubblico del Valle spinge i propri ragazzi. Attenzione al tiro che ha dato solo l'illusione del gol di Roberto Rosca, si è prodotto il pallone sul sinistro, l'ha scaricato fuori, lo rivediamo, ottima giocata ma non giusta precisione, quindi dato palla avanti per Zaccuni in mezzo, Albani capisce tutto quanto, si prende il pallone, deve fare attenzione a Zaccuni perché non ha messo il piede lì a riprendersi il pallone, è passato di fianco, manca poco, Albani, Rosca, Albani, palla sul fondo, non precisa, Rosca la tiene comunque viva per i suoi, Rosca, il pubblico chiama anche il tiro, Chaid, continuano a giocare, c'è corner, resta ancora libero il Don Romeo, e corner, ma è finita, non c'è più tempo, c'è il Valli che ancora una volta va in semifinale, sguardi bassi per il Don Romeo che sperava qualcosa di più, allora dobbiamo scegliere i migliori in campo, scegliamo i gemelli, visto Boscolo, chiamiamo entrambi, una carra a testa, una di cui la paga, ma mi sembra insomma che hanno pareggiato, hanno trovato il pari, sono giovani, andiamo a sentire loro, che ne dici? Sì, sicuramente hanno fatto benissimo entrambi i gemelli, Boscolo, una vittoria meritatissima, vediamo anche qui l'esaltazione del pubblico, il Valle si conferma una squadra da temere, squadra da coppa, squadra da temere nelle partite che giuntano. Andiamo giù, prenditi il microfono, andiamo giù.